Eder, Mac, Pallister. I due protagonisti. I principali attori della tragica storia di Liliana Resinovic sono, senza dubbio, il marito Sebastiano Visintin e l'amante, rinominato amico speciale, Claudio Sterpin. Sebastiano e Claudio, con i loro comportamenti talvolta sconfinanti in una quasi patologia narcisistica, hanno spesso destato perplessità in tutti coloro che seguono questa triste vicenda. A volte, pur di restare al centro dell'attenzione, hanno dato l'impressione di farsi volutamente sospettare. Ash 5.1. I comportamenti sospetti dei due protagonisti. Quello che colpì da subito il sottoscritto riguardo a Claudio Sterpin fu la fretta con la quale si allarmò. Egli, infatti, già dalle 10 del 14 dicembre, iniziò a preoccuparsi, a fare telefonate e a cercare Liliana. Eppure, in quel momento, Lily aveva solo un leggero ritardo rispetto all'orario del loro appuntamento. Inoltre, essendo sposata, poteva anche aver avuto semplicemente una commissione improvvisa da svolgere con il marito. Tuttavia emergerà che Claudio sapeva che Liliana, proprio in quelle ore, aveva intenzione di comunicare al marito la decisione di lasciarlo. Tale elemento potrebbe giustificare questa sua repentina paura. In seguito, Claudio dichiarerà di essere passato dal negozio Wind per verificare se Liliana si fosse effettivamente recata lì. Come detto in precedenza, il GPS della sua auto legato alla sua polizza assicurativa ci conferma una sosta davanti alla Wind, ma le commesse negheranno più volte la possibilità che lui sia realmente entrato lì, forse, come ipotizzato dallo stesso Sterpin, per coprire un'impiegata non messa in regola. A maggio 2023, proprio in un incontro con il sottoscritto a Monza, affermerà per la prima volta in assoluto di essere stato in possesso di alcune chiavi che gli permettevano di accedere a una cantina e a una soffitta dove in passato soleva incontrarsi con Liliana. Questo elemento, mai emerso prima, verrà verbalizzato da Claudio Sterpin solo grazie alle pressioni messe in atto dall'avvocato Nicodemo Gentile. Anche per questa anomalia, però, sembra esserci una valida spiegazione. Al momento della scomparsa di Liliana, Claudio non aveva più il possesso delle chiavi per accedere a questi luoghi. Ultimo elemento che ha destato perplessità nei confronti di Sterpin si verifica nel dicembre 2024, quando tardivamente rivela la presenza di una botola nel pavimento di casa sua, da cui si accedeva a uno spazio sotterraneo. Anche in questo caso, però, non si capisce perché mai Lily, nel caso in cui fosse andata ad abitare da lui, sarebbe dovuta rifugiarsi lì. Oltretutto, questo luogo sembra incompatibile con la permanenza di un'eventuale Liliana deceduta, in quanto le condizioni climatiche e ambientali non sono compatibili con lo stato in cui versava il corpo al momento del ritrovamento, anche se il luogo, a causa di infiltrazioni, presentava spesso presenza di acqua. L'ultimo elemento riconducibile a Sterpin è relativo a una chiamata avvenuta il 13 dicembre. Infatti, Liliana chiama Claudio alle ore 8:44 per ben 16 minuti e 2 secondi. Claudio ha sempre minimizzato l'importanza di questa telefonata, non volendo mai rivelarne il contenuto e affermando di non ricordare. Sebastiano Visintin mostra invece una serie di incongruenze che destano grandi perplessità. Le sue narrazioni sono farcite di amnesie settoriali. C'è dove ricorda benissimo e dove, a suo avviso, ha rimosso tutto. Da subito sbandiera il desiderio di Liliana di essere cremata. Questo intento contrasta con un desiderio di verità, perché un corpo distrutto non può più parlare alla scienza. Dopo la scomparsa, si dimostra riluttante all'idea di cercare la moglie, dicendo a Sergio Resinovic di aspettare a muoversi ed addirittura arrabbiandosi, appresa la notizia che la nipote di Liliana, Veronica, aveva contattato la trasmissione Chi l'ha visto. Il 23 dicembre in questura non riferisce di aver fatto il giro con la GoPro, cosa che rivelerà agli inquirenti solo quando sarà ascoltato il 14 gennaio. Il 14 dicembre alle ore 15:28 Sebastiano farà un'inspiegabile telefonata di 0 secondi sul telefono di Liliana, pur sapendo che esso è in casa. Visintin riterrà di doversi costruire un alibi perfetto in una fase in cui non se ne capisce la necessità. Nei giorni seguenti alla morte accade più volte, come ci testimonia anche l'amico Fulvio Covalero, che parli della moglie al passato, dando la netta impressione di essere al corrente di un tragico destino. Sebastiano professa disperazione e povertà, dice di non sapere come sopravvivere dal punto di vista economico, ma in realtà
come lo stesso sottoscritto verrà a sapere, se da una parte affermava questo, dall'altra si recava con l'amica Tiziana presso saune e ristoranti della Croazia, pagando tutto lui. Il 16 dicembre, sorprendentemente, chiedeva a due amici, Pino e Laura, di tenergli una macchina fotografica della scomparsa Liliana, finché Arturo non fosse andato a ritirarla. Consegnava all'uomo anche una pietra rossa a forma di cuore da dare alla figlia di Arturo. Inoltre, chiedeva a Pino di tenergli degli hard disk e a Laura 20.000 euro. La coppia di amici, stupita, rifiutava di tenere quel denaro di cui non conosceva la provenienza e dopo poco tempo consegnava gli hard disk, apparentemente colmi di foto, ricevuti da Sebastiano agli inquirenti. Sebastiano, mentre a parole auspicava un immediato ritorno della moglie, regalava le sue macchine fotografiche e persino le famose topoline alla figlia del suo amico Arturo. Questi, ad un'attenta analisi, non sembrano atteggiamenti coerenti. Sebastiano dirà subito che Liliana è uscita portando con sé le chiavi di casa, ma poi, dopo aver affermato di non sapere dell'esistenza di un mazzo di chiavi di riserva, la prima volta che lo vedrà, lo riconoscerà immediatamente. Ma l'elemento che, secondo il sottoscritto, desta grande stupore, avviene il 30 dicembre 2021. Sebastiano Visintin, sempre descritto come munito di ogni genere di attrezzo e utensile fai da te, contatta i vicini Gabriella Micheli e Salvatore Nasti chiedendo loro una corda. Questa, a suo dire, gli sarebbe servita per soccorrere il figlio Pier Giorgio, uscito di strada e impantanato nel vallone di Gorizia. I vicini trovano insolita questa richiesta, che Sebastiano rivolge anche all'amico Arturo, che si trova a un centinaio di chilometri da lui e che quindi non avrebbe mai potuto fornirgliela. Questo comportamento dà l'idea che Sebastiano volesse in realtà far sapere a più persone che quella sera sarebbe uscito, rendendoli potenziali testimoni di quell'accadimento. Sebastiano non troverà una corda, ma affermerà di essere riuscito ad aiutare il figlio collegando alla sua auto un catenaccio per biciclette. Ma non finisce qui. Sebastiano, quel giorno, aveva avuto reiterati contatti telefonici con un suo omonimo, un suo grande amico apicoltore. Quest'ultimo risiedeva, guarda caso, a una manciata di chilometri dal punto in cui si erano svolti i fatti, e con lui Sebastiano si sarebbe sentito anche in tarda serata, durante il suo ritorno a casa. Considerando che anche il figlio di Visintin conosceva bene l'apicoltore, avendo addirittura lavorato in passato con lui, non si comprende come sia possibile che né Pier Giorgio né Sebastiano abbiano chiesto soccorso, o quantomeno la corda anche a lui. Come da prassi, le forze dell'ordine effettueranno accurate perquisizioni nella casa della coppia, sita in via Verrocchio 2, fotografando, relazionando e repertando decine di oggetti. Quando la stampa diffonderà la notizia che sul cordino trovato attorno al collo di Lilly sarebbe presente un DNA maschile, Sebastiano, in accordo con la giornalista Chiara Ingrosso, chiamerà gli inquirenti affermando di aver ritrovato, in un cassetto della cucina già ispezionato, dello spago. Come può essere mai finito lì quello spago, che la stessa perizia merceologica dichiarerà essere identico a quello che è stato trovato al collo di Liliana? Altro mistero. A poche ore di distanza dalla sparizione di Liliana, Sebastiano laverà accuratamente la sua auto e aiuterà degli amici a effettuare un trasloco. Agli inquirenti Sebastiano ometterà di avere in uso il magazzino di via Donadoni 36 e gli stessi apprenderanno questa informazione solo da Claudio Sterpin, ritardandone l'accesso. Nei primi giorni Visintin farà vedere più volte il letto dove dormiva Liliana, indicando il suo cuscino, che però, dopo circa un mese, sparirà misteriosamente. A una cugina croata dirà che Liliana aveva con sé una carta di credito e una borsa desigual. Alla cugina Silvia rivelerà che Liliana aveva in banca 100.000 euro, restando poi senza parole nel momento in cui apprendeva che per poter disporre di quei soldi avrebbe dovuto attendere 10 anni affinché fosse dichiarata ufficialmente deceduta, morte presunta. Liliana viene ritrovata senza la fede al dito. Sebastiano affermerà che è andata persa, poi che l'abbia presa Sergio Resinovic e infine che l'abbia trovata la polizia. La sera del ritrovamento, Sebastiano affermerà che sia la sua auto che la sua bici sono sparite dal punto in cui le aveva posteggiate.
Infine, c'è da ricordare che Sebastiano Visintin, qualche ora prima della scomparsa di Liliana, aveva rivelato a Livio Poldrugovac, titolare della pescheria Al Riccio di Mare, da cui era passato proprio la mattina del 14 per il cambio coltelli, che si sarebbe allontanato da Trieste per alcuni giorni. Ma di questa intenzione non è risultata nessuna traccia nei suoi apparati informatici. Come vedremo, sono svariati gli elementi che porteranno a dubitare di lui, e questi si incroceranno spesso con le indagini della questura di Trieste. Segnali dal futuro. Sul mistero di Liliana si sono abbattute delle premonizioni che hanno lasciato un po' tutti senza parole. Una di esse riguarda Claudio Sterpin. Negli stessi minuti in cui il corpo di Liliana veniva ritrovato nel boschetto, una giornalista lo avvisava dicendo che i media avevano appena diffuso la notizia che fosse stato ritrovato il corpo di una donna in un sacco. Claudio Sterpin rispondeva esclamando: «Ma no, se è messa in un sacco nero non va bene». Come poteva lui già sapere che i sacchi attorno a Liliana fossero effettivamente neri? Naturalmente, va sottolineato che anche a Trieste i sacchi in cui si mette la spazzatura sono comunemente neri. Ma in realtà si scoprirà in seguito che Liliana si trovava all'interno di sacchi grigi. Lo stesso Sterpin, insieme a Salvo, la mattina del 5 gennaio suggerisce agli inquirenti di effettuare delle ricerche all'interno dell'ex OPP. Proprio lì, poche ore dopo, sarà ritrovato il corpo. Anche il marito Sebastiano fu protagonista di una premonizione quando, a poche ore dal ritrovamento del corpo, esclamò: «Sento che Liliana è qui vicino». Ma le più incredibili profezie sono quelle pronunciate da un vecchio amico di Liliana, Fulvio Covalero. Era il 28 dicembre 2021 e Liliana era sparita quando Fulvio disse: «Non sopportavo l'idea che il suo corpo fosse buttato in qualche bosco come spazzatura». Lo stesso Fulvio, con i suoi suggerimenti, portò un giornalista triestino a cercare Liliana a pochi metri da dove giaceva il giorno stesso del ritrovamento. E persino Fulvio arrivò con le sue ricerche a soli 30 metri dal corpo, cercandola presso una chiesetta sconsacrata. Il 1° gennaio 2022 Fulvio Covalero si era superato, pubblicando uno stranissimo post su Facebook che, rivolgendosi direttamente al carceriere di Liliana, recitava: «Caro conosciuto, hai passato un bel capodanno? Magari avrai aspettato la mezzanotte e pure brindato. La mia è stata la 18ª notte sempre uguale, sempre nella stessa posizione in cui mi hai abbandonato quasi 3 settimane fa. Ricordi, vero? Quella immagine, sono certa, non la dimenticherai mai. Per tutti i giorni che ti restano da vivere, ti auguro siano tanti, tantissimi. Non ti invidio. Anche nei casi sopracitati si tratta di coincidenze, o qualcuno di questi protagonisti sapeva forse qualcosa di più. Fulvio Covalero insieme a Lilli. 5.3 i terzi sospetti. Ci sono altri personaggi che hanno attirato l'attenzione per parole, azioni o comportamenti. La vicina di casa Gabriella Micheli, il 14 dicembre 2021, si troverà a camminare a circa 1 minuto e mezzo di distanza da Liliana. Eppure, nonostante la distanza ravvicinata e nonostante dovessero percorrere entrambe un tragitto simile fino a Via Battisti, Gabriella non vedrà mai Liliana. La stessa Gabriella, insieme al marito Salvo e a Claudio, si troverà il 3 gennaio tra le ore 10:02 e le ore 11:35, a poche ore dal ritrovamento, a fare un aperitivo in un locale chiamato il Posto delle Fragole. Questo si trova a meno di 150 metri dal punto in cui sarà trovata Liliana. Il figlio di Sebastiano, Piergiorgio, soleva chiedere soldi al padre e non aveva un ottimo rapporto con Liliana, la quale spesso gli diceva: «Vai a lavorare». In quel periodo Piergiorgio gestiva il ristorante Nova Dolina. Proprio in quel dicembre, a causa di difficoltà economiche, il ristorante fallì. Da anni si polemizza molto sulla discutibile scelta di deporre il corpo di Liliana all'interno di una bara non zincata. Ed è stato proprio l'utilizzo di una bara economica a compromettere e ad accelerare il processo di decomposizione del corpo. Nessuno vuole insinuare che ci sia stata una cattiva gestione da parte dell'agenzia di pompe funebri Sant'Anna, che ha gestito il funerale, o di chi ha curato la riesumazione e il successivo trasporto a Milano presso l'Istituto di Medicina Legale San Giusto. Ma è singolare la coincidenza. Le due agenzie hanno sede in via Torrebianca, non 34 e non 37, e allo stesso civico 37 ha vissuto anche Piergiorgio Visintin. Il 6 gennaio 2022 c'è un avvistamento molto sospetto.
La signora Sonia Marsi, operatrice sociosanitaria che lavora all'interno dell'ex OPP, affermerà che la mattina del 5 gennaio alle ore 6:50, recandosi al lavoro insieme al compagno, notava nei pressi di 2 cassonetti di spazzatura, vicino a uno slargo in via Ralli, una persona con in mano una torcia elettrica accesa puntata verso il suolo. Questa persona camminava sul lato sinistro della strada in direzione del punto in cui sarebbe stato ritrovato il corpo di Liliana, quello stesso pomeriggio, a soli 190 metri di distanza. L'uomo camminava lentamente, era apparentemente anziano, vestito di scuro, con un berretto tipo coppola, altezza media, corporatura normale, e la testimone notava la sua barba bianca. Il 7 gennaio 2022, Daniela Selleri rivelava agli inquirenti che la sera del 3 gennaio, tra le 20:30 e le 21 netto, si era fermata in un posteggio di via Edoardo Weiss, molto vicino all'Università di Trieste, perché lì vi era uno stallo per sfamare i gatti randagi. Notava un'autovettura ferma a fari spenti, con la luce dell'abitacolo accesa e un uomo all'interno. La testimone precisava che nei 18 mesi in cui aveva effettuato quel tragitto non aveva mai visto un'auto ferma in quella zona e in quell'orario. L'8 gennaio Tamilco informava agli inquirenti che il 4 gennaio, intorno alle ore 20:10, mentre percorreva il vicolo dei Roveri per recarsi al lavoro presso la casa di riposo Gregoretti in via dei Ralli, all'interno dell'ex OPP, aveva visto un uomo che procedeva nello stesso tragitto, in salita, davanti a lei. Quest'uomo era alto almeno 1,80 m, di corporatura robusta, non snella, e procedeva lentamente, tanto da sembrare affaticato. La testimone notava che portava sulla schiena qualcosa di grandi dimensioni, tanto da occupargli tutto il dorso. Le pareva essere un sacco nero o qualcosa coperto o infilato in un sacco nero. Non era un semplice zaino, ma qualcosa di più grande. Poco dopo, la testimone superava l'individuo, notando che aveva una barba folta che copriva gran parte della guancia. Questa barba era disordinata, sembrava un po' bagnata sul davanti, era brizzolata e tendente al bianco. Le gambe dell'uomo sembravano bagnate. Gli inquirenti commentavano la testimonianza con una nota personale, in cui riportavano che dalla descrizione l'uomo avrebbe potuto essere Fulvio Covalero. Il 4 febbraio 2022, Nadia Coloni segnalerà agli inquirenti un episodio molto importante, che potrebbe dare un significato diverso alla strana uscita del 30 dicembre, quando cercò una corda per soccorrere il figlio uscito di strada. Nadia racconterà che il 31 dicembre 2021, verso le ore 13:45, mentre portava il proprio cane Belem a passeggiare all'interno dell'ex OPP, noterà che l'animale aveva un impuntamento e la tirava proprio verso la zona in cui, il 5 gennaio, sarebbe stato trovato il corpo di Liliana. Va precisato che il cane di Nadia era addestrato alla ricerca di persone scomparse, seppur vive. Un altro elemento importante della testimonianza è che, una volta arrivata all'altezza della centrale termica, la donna ebbe la netta sensazione di essere osservata. Le sembrò di scorgere un movimento nel telo posto a delimitare l'area di un cantiere. La donna si allontanò, temendo la presenza di drogati, consapevole che spesso alcuni di loro frequentavano quel luogo. È importante notare che, nei giorni precedenti, il cane non aveva mai mostrato un comportamento del genere, mentre ripeté tale comportamento dopo il ritrovamento di Liliana. Va sottolineato che la signora abitava in piazzale Gioberti e qualche mese dopo i fatti fece un trasloco velocissimo. Andò via senza avvisare i condomini e senza comunicare la nuova destinazione. La sua auto rimase parcheggiata sotto il palazzo per alcuni giorni, finché sparì, e la sua cassetta della posta si riempì, dimostrando che non era più tornata in quel luogo neanche per ritirare la corrispondenza. Infine sorprende anche un'altra coincidenza temporale. Christian Zoikas e Mihaela Giorgeta Onea, gli amici rumeni da cui Sebastiano e Liliana erano stati a cena la sera del 13 dicembre, partirono per le vacanze di Natale proprio la mattina del 14 dicembre, cioè nelle ore in cui Liliana scompariva, e rientrarono a Trieste il 4 gennaio, poche ore prima del ritrovamento del corpo. Gli avvistamenti. Il 27 dicembre 2021, Gabriella Procacci affermava di aver visto, nei pressi dell'ingresso inferiore dell'ospedale Maggiore, una donna molto somigliante a Liliana. Questa donna era alta circa 1,60 m, indossava pantaloni neri stretti a tubo, simili a quelli indossati da Liliana nelle foto diffuse in quei giorni su Facebook.
Era una donna molto magra e non aveva la mascherina, ragione per la quale la testimone Procacci aveva notato una forte somiglianza anche in viso. Secondo la testimone, la presunta Liliana camminava a passo spedito in direzione di via Stuparik e sembrava muoversi con la gamba sinistra più cedevole della destra. La donna era rimasta molto colpita perché, nel momento in cui era stata superata, le aveva sentito emettere uno strano verso gutturale. Questa testimone comunicava prontamente l'episodio a Sebastiano, il quale con massimo disinteresse le rispondeva: «Grazie mille, ti sono molto grato». A questo punto il sottoscritto, non credendo a tale avvistamento, fece delle ricerche, scoprendo che una donna tanto somigliante a Liliana da poterne essere definita sosia non solo abitava a 200 metri dal luogo di questo avvistamento, ma era persino nella lista amici di Facebook di Sebastiano. Gabriella Procacci sosteneva di aver visto Liliana anche giovedì 16 dicembre alle ore 11:10 su un autobus della linea 10. Questa donna, a suo dire, si muoveva all'interno del mezzo con fare smarrito, intenta a cercare un posto a sedere. Il 6 gennaio 2022, il signor Gabriele Fabris informava le autorità competenti che, in data 1 gennaio 2022, alle ore 19:30, aveva notato una presunta Liliana Resinovic, seduta su una panchina nella zona commerciale vicino alla palestra California. Gabriele avrebbe notato un uomo alto insieme a una donna esile, rivolta verso il mare, apparentemente impaurita e con un cellulare in mano. Anche in questo caso la donna segnalata non indossava la mascherina. Il testimone sostiene che la donna, vedendolo, si sarebbe spaventata, ritraendosi quasi a volersi nascondere. Arrivato a casa, Gabriele ha poi cercato delle foto di Liliana per compararle con la persona da lui avvistata, ritenendo che la probabilità che fosse lei fosse del 85%. Il 18 gennaio 2022 ilava gli inquirenti di essere assolutamente sicura di aver incontrato Liliana in via Conti tra le ore 20:40 e le ore 21 del 23 dicembre 2021. La testimone riferisce di una Liliana triste, arrabbiata e sconvolta che camminava con passo spedito, non indossando né mascherina né occhiali. La testimone era sicura dell'orario dell'avvistamento perché l'aveva associato al momento in cui aveva acquistato 3 libri e del liquido disgorgante, di cui aveva ritrovato gli scontrini che riportavano gli orari. 5.5 La sosia. Uno degli aspetti frequentemente ripreso dal web e dai media è quello secondo cui a passare sotto le telecamere della scuola di polizia di via Damiano Chiesa non fosse Liliana, ma una sosia. Come già anticipato, una testimone dichiarerà in questura di aver visto una donna molto somigliante a Liliana. Una serie di indagini svolte dal sottoscritto rivelerà che, a 400 metri da quel luogo, abita una donna di nome Corinne Evelyn, la cui somiglianza con Liliana in alcune foto è stupefacente. La donna gestisce un negozio di frutta e verdura, elemento che lascia la porta aperta a una sua possibile eventuale conoscenza di Iva Druzetić, la famosa testimone che vide Liliana passare da via San Cilino. Dopo aver scoperto che questa sosia avesse come amico su Facebook Sebastiano, si arrivò addirittura a una conclusione più sorprendente. Corinne. Nel periodo in cui Pier Giorgio era gestore del ristorante Nova Dolina di Padriciano, pur non risultando ufficialmente, era socia di quest'ultimo ed era proprio lei a gestire il profilo Facebook del ristorante. Ciò dimostra che quindi in questa vicenda una sosia effettivamente c'è. 5.6 Testimone oculare. A testimoniare che Liliana, la mattina del 14 dicembre, sia effettivamente uscita di casa sono le ormai note telecamere e una sola presunta testimone oculare, Iva Druzetić, che il 22 dicembre 2021 riporterà una serie di dettagli sorprendentemente precisi. Dirà infatti di aver visto Liliana transitare davanti alla vetrina del suo negozio, tra le 8:15 e le 9. A dire della testimone, Liliana aveva un giubbotto scuro, pantaloni scuri, non indossava nessun berretto. Aveva la stessa pettinatura delle foto pubblicate per segnalarne la scomparsa, un ciuffo più chiaro e una mascherina di cui non ricorda il colore. Lilli sarebbe passata con lo sguardo rivolto verso terra, rivelando, secondo Iva, di essere triste e pensierosa, mentre si dirigeva verso Piazzale Gioberti. Fatto premesso che Iva conoscesse Liliana in quanto sua cliente,
È sorprendente come una persona, ripescando dalla propria mente un ricordo 4 giorni dopo i fatti, possa ricordare e riferire così tanti dettagli, anche in considerazione del fatto che il transito di Liliana davanti alla vetrina del negozio di frutta di Iva è durato meno di 2 secondi. Ma non finisce qua. Il giorno del ritrovamento di Liliana, alle 17:20, Iva tornerà a parlare con gli inquirenti, aggiungendo ulteriori dettagli. Asserirà di non aver notato indosso a Liliana nulla di color chiaro. Sarà più precisa nel definire il colore della giacca indossata da Lily, che sarà blu, con il collo della giacca alzato e la cerniera chiusa fino sopra. Il collo di Liliana era ben coperto e la mascherina, della quale fino al 22 dicembre non ricordava il colore, adesso era chiara. La fruttivendola non ricorda se Liliana indossasse gli occhiali. Liliana, di cui lei ha notato solo il fianco destro, non camminava molto velocemente. Precisa che l'orario dell'avvistamento, precedentemente collocato tra le ore 8:15 e le ore 9, adesso è da collocare alle ore 8:30. Iva precisa infine che, nel momento in cui era passata Liliana, in strada non vi fossero altri pedoni. Anche quest'ultimo dettaglio sembrerà essere smentito dalla telecamera dell'autobus che riprende Liliana in piazzale Gioberti. Infatti, la presunta Liliana, durante l'attraversamento delle strisce pedonali, appare attorniata da più persone e sull'ultimo frame la donna sembra alzare un braccio, come se volesse salutare qualcuno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.